Oggi l'aereo ci ha rivelato Palmanova in tutta la sua perfezione. Gigantesca stella a 9 punte incastonata nella pianura friulana. Ma figlia di una civiltà che in bilico tra Rinascimento e Barocco coltivava uno sconfinato amore per l'enigma, la città era stata concepita in modo da mostrare i suoi segreti difensivi soltanto ai reggitori della Serenissima. L'unicità di Palmanova sta quindi, oltre che nella sua utopica simmetria, anche nel suo programmato negarsi alla visione d'insieme. In questo senso, la sua visita è di impareggiabile interesse e permette di entrare nei labirinti di una cultura che aveva uno dei suoi cardini nell'arte del dissimulare. Complesse e articolate sono le origini storiche di Palmanova. Esse si ricollegano ai nuovi assetti politici che alla fine del Medioevo mutarono il volto dell'Italia nord-orientale. Decaduto irrimediabilmente l'antico patriarcato di Aquileia, il suo posto era stato occupato da Venezia, le cui truppe nel 1420 erano entrate a Udine. L'Austria, nello stesso periodo, aveva rafforzato i suoi legami con i conti di Gorizia. Tra i due litiganti c'era un terzo temibile e incomodo: i turchi, che a ondate avevano invaso il Friuli, saccheggiando, distruggendo, trascinando via in catene la popolazione. La loro crudeltà era diventata leggendaria. Venezia aveva tentato di porre rimedio a questa calamità, rafforzando i castelli di Gradisca e Fogliano. Ma nel 1477 i turchi, aggirando queste opere fortificate, arrivarono fino a Pordenone. Nel 1500 morì senza eredi l'ultimo dei conti di Gorizia, Leonardo. Si aprì un nuovo contenzioso tra Venezia e Massimiliano d'Asburgo. La guerra favorì quest'ultimo, sostenuto dalla Lega di Cambrai, che riuniva le massime potenze europee. La fortezza di Gradisca passò all'Austria e si venne a creare un confine complicato e innaturale con cittadine venete incastonate nel territorio asburgico e viceversa. Da questa complessa situazione politica scaturì la necessità di rafforzare i confini a oriente. Molte furono le proposte che il Senato veneziano dovette vagliare. Una linea difensiva su Livenza era la tesi sostenuta da Francesco Maria della Rovere. L'architetto Michele di San Michele avrebbe preferito il rafforzamento dei due cardini di Venzone e del porto di Lignano. Più semplicemente Guidobaldo d'Urbino proponeva di munire il centro del Friuli, Udine, erigendo intorno alla città nuovi contrafforti. Il comandante Giulio Savorgnan pensava a un piano articolato su due linee di difesa. La prima passava tra Sacile e Motta sul Livenza, la seconda tra Brazzano, nei pressi di Cormons, e il Monte Sant'Elia sopra Sagrado. Ma alla fine si fece strada l'idea di creare una fortezza ex novo al centro della Bassa Friulana. Il 16 ottobre del 1593, nel castello di Strassoldo, i 5 provveditori incaricati dei sopralluoghi dalla Serenissima decretarono che la scelta era fatta. Il formidabile baluardo sarebbe sorto nell'area nuda che giace tra le ville di Ronchis, San Lorenzo e Palmada. Ciò che stava per nascere in Friuli, per volontà della Serenissima, si configurava come summa di secoli di scritti e di divagazioni sulla città ideale. Nel caso di Palmanova, le necessità militari furono preponderanti, ma inscindibile nella sua costruzione fu il retaggio culturale del Rinascimento. La spettacolare forma di stella a 9 punte fu determinata da un'eterogenea serie di motivazioni. Quelle basilari furono la volontà di costruire una fortezza reale con un minimo di 8 bastioni, atti a renderla inespugnabile. Inoltre, la lunghezza del lato venne determinato dalla gittata dei cannoni d'allora, 200 passi veneti, vale a dire 340 metri. E nella scelta della forma definitiva giocarono anche ragioni più prosaiche, come la valutazione del costo di ogni bastione. Fatti i conti dell'opera colossale, il Senato veneziano si decise per il numero 9, conveniente a tutti gli effetti. Gli uomini che determinarono l'aspetto di Palma
furono soprattutto l'esperto di ingegneria militare Giulio Savorgnan, il capo de guerra Marcantonio Martinengo di Villechiara e il primo provveditore generale di Palmanova Marcantonio Barbaro. Si ipotizza che fu proprio la disposizione delle porte a determinare la forma esagonale della piazza di Palma. Le strade entrano nella piazza in mezzo ai lati e non ai vertici, come risulterebbe seguendo la costruzione geometrica più intuitiva. La rotazione dell'esagono appare una precisa scelta indirizzata alla creazione di una forma più compiuta, nella ricerca di un risultato estetico di gusto rinascimentale. Le porte furono costruite su progetto dello Scamozzi e rivelano, nella loro eleganza severa, una grande capacità evocativa. Per prima fu costruita Porta Aquileia, dalla quale passava la strada che proveniva dal mare e quindi da Venezia. Terminata già nel 1598, è suddivisa in 3 parti principali da lisce lesene. Porta Udine, costruita fra il 1604 e il 1605, è una possente costruzione caratterizzata da 2 semicolonne, a loro volta fiancheggiate da una coppia di lesene sovrastate da 2 garitte. Sulla terrazza superiore spiccano 2 obelischi che ingentiliscono la costruzione. All'interno si conservano ancora le magnifiche porte originali e la ruota del ponte levatoio. Porta Cividale fu edificata tra il 1604 e il 1605. Da qui al giorno d'oggi parte la visita alle fortificazioni. Le porte si trovano al centro della cortina, uno dei 9 alti muraglioni che costituiscono i lati della fortezza. La postazione più elevata, agli estremi della cortina, è il cavaliere, su cui venivano posizionate le artiglierie a gittata più lunga. L'elemento più caratteristico ed elegante della cerchia muraria palmarina è il baluardo, alto terrapieno dalla tipica forma a punta di freccia. Sul baluardo si trovano le logge, posto di guardia avanzato e ben riparato per i soldati addetti ai cannoni che si trovavano sulla sommità. La loggia introduce a un'ampia galleria in discesa che poteva essere utilizzata dai cavalieri per scendere al primo fossato. Protette dalla falsabraga parallela alla cortina, le truppe si muovevano tra le fortificazioni senza essere viste dal nemico. Una più piccola galleria porta ai bordi del fossato, uno spazio che metteva allo scoperto gli assalitori che avessero superato la cerchia di mura esterne, rendendoli facile bersaglio dei moschettieri. Al di là del fossato, ecco il Rivellino, altro bastione a forma di punta di freccia che, protetto da un avvallamento secco e in asse con la cortina, costituiva il cardine della seconda cerchia di difesa. In origine, per entrare a Palma si doveva passare un complicato sistema di porte e controporte. Di queste ultime resta ancora una traccia sul Rivellino di Porta Cividale. La prima cerchia di mura fu ultimata nel 1623. I lavori della cerchia esterna, che comprendeva i rivellini di protezione alle porte, terminarono solo nel 1690. Torniamo alla storia. Alla fine del Cinquecento i lavori procedono alacremente.
nonostante le pressioni degli austriaci, preoccupatissimi della nascita della fortezza. Per fare fronte a ogni evenienza, il provveditore barbaro fece costruire nella piazza un fortino a 5 punte, successivamente demolito. Un'epidemia di peste si abbatté nella zona nel 1596 e costrinse il provveditore a interrompere i lavori. In ogni caso, nel 1599 le prime bocche da fuoco fecero la loro comparsa sugli spalti già completati. Palma si arricchì in tempi diversi di molti palazzi a uso civile. Sorsero la loggia della Gran Guardia e i bei palazzi del provveditore generale. Quello del Monte di Pietà, il Palazzo della Camera di Palma, edificato dal provveditore Memmo, il Duomo, la cui costruzione si iniziò nel 1594 e che fu completato nel 1636, è uno degli esempi più preziosi dell'architettura veneta in Friuli. Già nel 1602, comunque, alla presenza del provveditore Gerolamo Cappello, Palma fu inaugurata con una solenne cerimonia, durante la quale fu innalzato al centro della piazza esagonale il grande vessillo di San Marco. Quel giorno è ricordato ogni anno con una fastosa rievocazione storica in costumi del secolo barocco, che costituisce uno degli appuntamenti più attesi del Friuli Venezia Giulia. La tensione fra Austria e Venezia si era intanto aggravata, anche a causa di Palma, che rappresentava un formidabile cuneo piantato nel fianco meridionale dell'impero asburgico. E venne il battesimo del fuoco. Il motivo scatenante furono gli Uscocchi, popolazioni serbo-bosniache che dal Golfo del Quarnaro, in territorio austriaco, insidiavano i commerci della Serenissima con incursioni piratesche. Venezia protestò presso la corte viennese, ma senza esito. Si decise quindi per la guerra. Tra la fine del 1615 e l'inizio del 1616, il provveditore Francesco Erizzo occupò tutte le terre alla destra dell'Isonzo, tranne la fortezza di Gradisca che resistette all'assedio. La guerra, che per questa tenace resistenza si chiamò Gradiscana, fu crudele, costosa e inutile a tutti gli effetti. Palma giocò senz'altro un ruolo dissuasivo nei confronti degli austriaci e nella pratica funzionò da utile e munita retrovia. La pace fu siglata a Madrid nel giugno del 1618. Fu sancito lo statu quo precedente al conflitto e la situazione territoriale in Friuli ritornò all'assurdità prebellica. Finiti i momenti eccezionali della guerra, Palma tornava ai problemi di ogni giorno. Il principale era la difficoltà a trasformarla in una vera città. Nel 1603 gli abitanti erano poco più di 600. Diventarono 1327 nel 1648. Pochi per un centro che era stato pensato per 15.000 abitanti. Palma godeva di pessima fama, poiché era chiusa all'esterno da mura opprimenti, aveva la brutta reputazione di essere malsana e di essere popolata da troppi soldati. Ma chi erano i soldati di Palma? All'inizio la guarnigione era formata da 900 uomini, quasi esclusivamente fanti, con 3 specialità fondamentali. Il moschettiere, così chiamato dal moschetto, un fucile ingombrante e pesante, che doveva essere sostenuto da una forcella. I picchieri, che in formazione compatta dovevano proteggere i moschettieri,
Erano invece muniti di corazza e di elmo e impugnavano una lancia chiamata picca. Anch'essi erano armati di spada. Importantissimi erano i bombardieri, tecnici che si occupavano dei cannoni. Il bombardiere era armato di buttafuoco, che gli serviva per difesa e per accendere la carica del cannone da una certa distanza. Nel XVIII secolo, Palmanova e il Friuli seguirono la Serenissima nella sua parabola discendente. La cronaca della possente fortezza si trasformò in un lungo elenco di spese per la manutenzione, per le paghe dei soldati, per l'amministrazione del colosso di pietra. Il crollo di Palma Veneziana porta la data del 3 marzo 1797 e ha il sapore della beffa. Un maggiore austriaco, entrato con l'inganno nella fortezza, minacciò con la spada i timidi custodi e fece entrare 1000 armati. Il vessillo dell'Aquila bicipite prese il posto del Leone di San Marco. Ma gli austriaci non ebbero il tempo di godere la loro conquista. Già il 18 marzo i francesi, comandati dal generale Bernadotte, entrarono nella fortezza, dove disarmarono definitivamente le truppe veneziane che fino a quel momento erano rimaste neutrali. Dopo la pace siglata a Campoformido, Palmanova ritornò nuovamente agli austriaci, che la terranno per qualche anno. Nel 1805 i francesi rioccuparono la città stellata. Napoleone stanziò oltre 1 milione di franchi per ammodernare la fortezza e renderla più consona alle nuove esigenze militari. In base alle gittate dei cannoni moderni, ben maggiori di quelle dell'inizio del Seicento, furono costruiti nuovi rivellini, chiamate lunette, in asse con i vecchi bastioni, portando praticamente a 3 le cerchia delle mura. Al suo centro si trova una casamatta con le postazioni per i cannoni. Le fortificazioni di Palma, che dal periodo napoleonico si chiamerà Palma la Nuova e quindi Palmanova, assumono così il loro assetto definitivo, che proviamo a visualizzare con questo volo in realtà virtuale. Palmanova era nei pensieri dell'imperatore dei francesi, il quale, proteso alla conquista dell'Europa nel gennaio del 1809, scriveva dalla Spagna: «È mio volere che per il 1809 per Palmanova si spenda un altro 1 milione di franchi. Vuole l'esercito francese dirigersi su Lubiana? Palmanova diventa il suo deposito e la piazza dove finisce la sua linea di operazioni. Si vuole, dopo aver minacciato il nemico in Carniola e sull'Isonzo, raggiungere Klagenfurt con marcia a sinistra e congiungersi all'esercito di Germania diretto a Salisburgo? Palmanova resta sempre importante». Finito il periodo napoleonico, il dominio austriaco sul Friuli durò dal 1815 al 1866. Il 24 marzo del 1848 la guarnigione della città stellata si sollevò contro il dominatore austriaco ed elesse a proprio capo l'ex generale napoleonico Carlo Zucchi. La reazione asburgica fu affidata al generale Nugent, le cui truppe posero l'assedio alla fortezza. Palmanova capitolò il 25 giugno, dopo aver scritto forse la più bella pagina del risorgimento friulano. Ripresa la fortezza, gli austriaci ne rafforzarono l'artiglieria, tanto che le truppe italiane nel 1866, durante la terza guerra di indipendenza, non osarono attaccarla. Ritornata all'Italia nello stesso anno, in virtù dell'accordo di Vienna, con il plebiscito del 21 ottobre Palmanova viene definitivamente inserita nel Regno d'Italia. Dopo quasi mezzo secolo di abbandono, la fortezza torna alla ribalta durante la Prima Guerra Mondiale, quando diventa centro di smistamento e rifornimento per la prima linea situata sull'Isonzo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i nazisti in fuga avevano deciso di raderla al suolo. Fu salvata grazie all'intervento dell'arciprete Giuseppe Merlino, che riuscì a far recedere gli ufficiali tedeschi dalla nefasta decisione. Nel 1960, su decreto del Presidente della Repubblica, Palmanova fu proclamata città monumento nazionale. Oggi Palmanova è centro di riferimento per servizi e terziario di un vasto mandamento. È sede di un efficiente e moderno ospedale e nel suo territorio comunale è anche ospitato il centro regionale per la protezione civile. Il suo affollatissimo mercato è la prova settimanale di una sua antica propensione al commercio.
Una città che oggi punta gran parte delle sue carte sulla rivalutazione di un patrimonio architettonico originalissimo e unico al mondo. Magnifica stella a 9 punte, Palmanova è simbolo e apice di una cultura le cui generose e ardite utopie sono ancora parte integrante e fondamentale della nostra civiltà.